incassato la pensione della madre morta rubando allo Stato 230.000 euro usando i soldi per aprire un'attività commerciale. Il cinquantenne trevigiano scoperto e denunciato dalla finanza. In vacanza negli Stati Uniti vedono il video dei ladri in azione nella loro abitazione tramite il sistema di alert a distanza, ma la chiamata ai carabinieri si rivela vana a casa a soqquadro, furto da 20.000 euro. In zona Fiera Treviso, un condominio colpito per ben 5 volte dai ladri in 2 mesi. I banditi fanno razzia di tutto, dai gioielli al cibo, residenti esasperati. Furti e anche un pericoloso inseguimento in A4. Secondo la polizia ci sono i campi nomadi di Padova e Verona al centro di diversi colpi degli ultimi mesi, anche nella Marca raffica di perquisizioni. È morto a 58 anni Roberto Gorghetto, il gemello di Paolo, indagato per l'omicidio della pasticcera di Roncade del 91. Gli investigatori avevano prelevato il DNA per fugare ogni possibile equivoco. In discesa in bicicletta si scontra con un'auto in salita e finisce nel dirupo. Drammatico incidente a Miane, 41enne ricoverato a Treviso in gravi condizioni. 15 malori per il caldo nella Marca. Intanto luglio 2026, secondo i dati, è il quarto più caldo dal 1991, quando iniziarono le rilevazioni, spazzati via alcuni record di massime. Calore e umidità. Fa il giro dei social l'immagine dei simboli di Treviso intasato dalle alghe, l'intervento del comune per ripristinare la normalità. Sabato alle 10 i funerali del sindaco di Gorgo al Monticano Firmino Vettori. Ho perso prima di tutto un amico, dice il vice sindaco Fadel, che guiderà il comune fino alle elezioni della primavera. Bronzo ai campionati europei di nuoto nei 5 km in acque libere. La caimana del Piave, Barbara Pozzobon, campionessa di Macerata, conquista l'ennesima medaglia della sua carriera. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In apertura la cronaca che arriva da un'operazione della Guardia di Finanza che ha notato delle anomalie nel conto corrente cointestato con la madre di un uomo. Hanno scavato in profondità scoprendo che il cinquantenne di Treviso continuava a riscuotere la sua pensione nonostante la madre fosse morta da oltre 10 anni. La madre era morta da 10 anni, ma lui non solo ha continuato a incassarne la pensione, ma ha anche speso quei soldi per aprire una società che commercia abbigliamento sportivo e pagarne i costi di mantenimento. Ora però, scoperto dalla Guardia di Finanza, un cinquantenne trevigiano dovrà restituire tutto fino all'ultimo centesimo, ovvero, secondo i primi calcoli delle Fiamme Gialle, oltre 230.000 euro, più multe e sanzioni. I reati sono gravi: appropriazione indebita e autoriciclaggio. Sono stati gli uomini del nucleo operativo del gruppo di Treviso a scoprire tutto. Siamo intervenuti con degli approfondimenti, abbiamo mandato poi in procura chiaramente tutta la nostra analisi, certificando quella che era stata poi l'appropriazione indebita e l'autoriciclaggio. Appropriazione indebita perché chiaramente il denaro che doveva essere destinato alla madre defunta, che lui ha continuato a percepire, e successivamente autoriciclaggio perché ha reinvestito i proventi che non poteva avere, cioè la pensione della madre, all'interno della propria attività. L'imprenditore aveva messo in atto tutta una serie di comportamenti per non farsi scoprire. Tutto inutile, il messaggio è chiaro. Non vale la pena, e poi comunque lui dovrà restituire tutta la somma indebitamente percepita, oltre alla multa derivante dall'autoriciclaggio dell'appropriazione indebita, per non parlare poi dell'eventuale sanzione, penale, fino ad un massimo di 9 anni di reclusione. Viene da chiedersi come mai nessuno finora si era accorto di nulla. Molto probabilmente c'è stato un errore di comunicazione. Sicuramente l'INPS non era a conoscenza, perché non è mai arrivata la comunicazione. C'è da comprendere se questo errore deriva da un difetto di comunicazione tra sistemi informatici o eventualmente di persona fisica. Noi non abbiamo accertato questo elemento. Ladri in casa, in piena notte l'allarme mentre la famiglia è in viaggio dall'altra parte del mondo, un bottino da 20.000 euro. Prima una telecamera l'hanno girata. Dopo aver girato le telecamere che riprendeva la porta d'ingresso, sono montati su per il tetto, hanno schiumato la sirena dell'allarme e quindi hanno spaccato tutto quanto quella cosa là. Sono entrati da una finestra sul retro, facendosi largo nel vialetto della casa di via 24 Maggio a Visnadello di Spresiano, non curanti delle telecamere. L'effrazione ha fatto scattare gli allarmi dei cellulari della famiglia in viaggio dall'altra parte del mondo. Ci sono arrivati messaggi di segnalazione di allarme intrusione e appena ci sono arrivate queste notifiche qua abbiamo subito provato a chiamare i carabinieri, però ci siamo resi conto che dall'estero non si può, nel senso non sapevamo come muoverci. E che avevano chiamato il fratello di mia moglie che avvisasse i carabinieri che ce li mandasse lì subito. Da una telecamera che avevamo interna a casa sentivamo i rumori, li vedevamo e in quel momento là sono arrivati i carabinieri. E quando sono arrivati anche i carabinieri ne vediamo da altre telecamere che abbiamo fuori che c'è una macchina blu
che gira davanti e indietro, e la stessa macchina blu la vediamo anche a mezzanotte che fa un giro là di manovra davanti al nostro cancello. Hanno lasciato la casa appena i carabinieri sono arrivati, non lasciando tracce, un furto da circa 20.000 euro. Hanno portato via 3 borse e uno zaino, sicuramente sì, di marca, e molto probabilmente anche un braccialetto, e pensiamo anche un po' di contanti, non tanta roba che avevamo dentro una borsa, anche perché dentro casa ormai non teniamo più nulla. Ancora furti, 5 in 2 mesi nel condominio Carlo Alberto di Viale 4 Novembre a Treviso. Sembra che avessero una specie di passepartout, perché non c'è nessun segno di scasso, a parte sul portone qua di entrata che si vede che l'hanno forzato, ma alla porta entri, pensi di aver lasciato aperto, cioè che non hai chiuso a mandate, e invece poi entri e trovi la casa sottosopra. 5 colpi in 2 mesi al condominio Carlo Alberto di Viale 4 Novembre a Treviso. Un sistema ripetuto, quello dei ladri che entrano in casa anche di giorno approfittando delle famiglie assenti per lavoro o perché in vacanza. Il metodo sempre lo stesso: forzare il portone d'ingresso, arrivare al pianerottolo dell'appartamento e senza nessun danno aprire la porta blindata di casa. Hanno forzato, ci sono i segni, però a casa al portone 0 segni, cioè entri tranquillamente e non te ne accorgi neanche, perché noi eravamo in ferie e ci ha avvisato il nostro amico che andava a dar da mangiare ai gatti e poverino si è spaventato tantissimo, e il giorno dopo sono entrati anche a casa sua col stesso modo. Si vede che sono stati spaventati perché da casa sua è andata bene, perché hanno guardato in un paio di posti, spostato quadri eccetera, e poi sono andati via. Alla signora invece hanno lasciato la casa a soqquadro e rubato tutti i gioielli, anche quelli di bigiotteria. Noi siamo un centinaio di famiglie, io qua ho cambiato casa perché erano entrati i ladri dove ero prima e mi sentivo sicura, tranquilla, perché essendo in tanti, essendo in quarto piano, anche perché prima si erano arrampicati, essendo in primo, qua mi sentivo sicura, mi sentivo tranquilla, e adesso non mi sento più tanto tranquilla. Non la sola famiglia ad essere stata colpita, solo la scorsa settimana l'ultimo colpo. I malviventi hanno aperto tutti i cassetti nel tentativo di trovare oggetti di valore da rubare. Non contenti, hanno aperto frigo e congelatore, mangiando e bevendo e lasciando tutto il cibo a marcire. I proprietari infatti erano in vacanza. A trovare l'amara sorpresa i vicini di casa. Sono stati molto silenziosi, molto accorti, i vicini non hanno sentito niente. Probabilmente qualcuno è stato anche di notte, ma davvero non si è sentito nessun rumore nella scala dove abito io. La signora sotto hanno portato via una cassetta di sicurezza dal muro. Fatti che stanno creando un senso di insicurezza che prima nel palazzo alle porte di Treviso non c'era. Come in questo periodo no, perché sono stati proprio ravvicinati e comunque impensieriscono molto, perché vista la silenziosità con cui si muovono potrebbero esserci anche le persone dentro. Ci auguriamo che ci sia un po' di attenzione rispetto a questo momento un po' particolare, perché lascia il segno. Furti, razzie e anche un pericoloso inseguimento in A4. Secondo la polizia ci sono i campi nomadi di Padova e Verona al centro di numerosi colpi degli ultimi mesi e raffica di perquisizioni. Il blitz è scattato all'alba con un centinaio di agenti di polizia che prima di entrare all'interno hanno cinturato l'area di Lungargine e San Lazzaro, presidiando i varchi di fuga. Nel campo nomadi di Via Longhina a Padova sono state controllate tutte le 17 case fisse e mobili, identificati presenti 65 persone, 26 minorenni, un segnale forte ed esposto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza dopo il monitoraggio dei furti commessi in città tra settembre 2025 e marzo 2026. Numerose attività predatorie commesse in città, quindi parliamo di furti aggravati, furti in abitazioni, furti di autovetture, furti su autovetture, vedevano poi praticamente o quantomeno riconducevano
tramite la refurtiva, iPhone con localizzazioni proprio qui al campo nomadi di via Longhin. Mentre l'elicottero del reparto volo di Firenze sorvolava la zona, gli agenti hanno effettuato una ricognizione dell'area utilizzando metal detector alla ricerca di armi e refurtiva. Nel campo scoperto un'auto senza assicurazione segnalata a livello nazionale per furti commessi in serie negli autogrill dell'A4 tra Milano e Trieste. In relazione ai furti in autostrada è stata eseguita una perquisizione dopo una rocambolesca fuga avvenuta lo scorso 21 luglio, quando un'auto sospettata di alcuni colpi nell'area di parcheggio Roncade Est era stata intercettata dalle polizie stradale al casello di Meulo e seguita fino a Roncade, dove il veicolo della polizia, per evitare un incidente, era finito fuori strada con 2 agenti leggermente feriti. Abbiamo sviluppato la targa ed è intestata ad una persona dimorante lì all'interno del campo nomadi, e quindi anche la perquisizione che è stata disposta dalla Procura della Repubblica di Venezia per il reato di resistenza, e quindi sicuramente un intervento volto un attimo a così monitorare, verificare e far comprendere che c'è lo Stato e che quindi bisogna rispettare le regole. Il 18 luglio a un residente nel campo nomadi era stato notificato un ordine di custodia cautelare in carcere per una rapina commessa ad Arezzo ai danni di un gioielliere. Numerosi i furti che riportavano al campo nomadi commessi su auto in sosta a Padova, in via Vigonovese, ma anche a Noventa Padovana. Oltre ai furti, le risse. 2 nomadi erano stati segnalati a febbraio dopo che, entrati a una festa privata, avevano ferito un 31enne vicentino e un coetaneo con cocci di bottiglia. Un segnale forte, ripeto, per evitare che si possano creare zone franche, perché a Padova e provincia zone franche non esistono. Il delitto della pasticcera Sandra Casagrande nel 1991 a Roncade è morto in seguito a una malattia. Il fratello gemello di Paolo Gorghetto, l'unico indagato per l'omicidio della donna. Il suo DNA è stato infatti rilevato su una tenda del negozio in cui la donna venne brutalmente accoltellata. Roberto Gorghetto, 58 anni, abitava a Musile di Piave nel Veneziano, essendo il gemello del sospettato ed essendoci la possibilità che il DNA trovato fosse il suo, si era reso necessario esaminare anche il suo codice genetico. Le analisi di laboratorio avevano poi portato a escludere un coinvolgimento nella vicenda. Il DNA rilevato nel negozio era rimasto per 30 anni senza nome finché nell'autunno scorso non è scattato l'alert nei confronti di Gorghetto, il cui DNA appunto è stato nel frattempo catalogato per tutt'altro episodio. Sono stabili ma restano gravi le condizioni del 42enne di origine nepalese che ieri pomeriggio ha rischiato l'annegamento nel lago di Caldonazzo in Trentino insieme al figlio di 4 anni mentre giocavano vicino a riva insieme all'altra figlia di 7. Sono scomparsi sott'acqua. Provvidenziale l'allarme lanciato dalla bambina e l'intervento degli altri bagnanti che hanno messo in salvo in pochi istanti il piccolo, mentre il papà per il papà il recupero è stato un po' più impegnativo. La famiglia abita a Treviso, a San Lazzaro, ed era in visita dei parenti nel Bassanese, quindi la gita al lago finita in dramma. Entrambi sono stati trasportati con l'elisoccorso in ospedale, il piccolo a Verona e il padre al Santa Chiara di Trento. Le condizioni del papà sono critiche e per lui la prognosi resta riservata. Ancora la cronaca che ci porta sui tornanti delle strade di Miane. Una bici si scontra con un'auto e finisce nel dirupo. Grave un 41enne di Noale. Stava percorrendo via Madeana, Miane, con la sua bicicletta nel tratto in cui la strada si congiunge con via Bosco. L'impatto frontale con l'auto poco distante dall'incrocio. Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista, un 41enne di Noale, procedeva in discesa dalla via mentre l'auto in salita. Uno schianto violento che ha sbalzato il 41enne di Noale nel precipizio. Con lui anche un amico che ha dato l'allarme. Alla guida della Ford Fiesta, un 26enne della provincia di Treviso. La chiamata ai soccorsi poco prima delle 10 del mattino. Data la gravità dell'incidente, sul posto è arrivato anche l'elisoccorso del SUEMA 118 di Treviso, atterrato nelle vicinanze per consentire il rapido intervento dell'equipe medica. Oltre ai sanitari, sul posto anche i carabinieri che hanno svolto i rilievi che consentiranno di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Il ciclista 41enne, una volta stabilizzato, è stato trasportato in ospedale al Cafoncello di Treviso in gravi condizioni. Ora si trova in terapia intensiva, la prognosi resta riservata.
Un furgone ha preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia poco prima del casello di Treviso Sud a Silea. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 2 mezzi e 7 operatori che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area per consentire le operazioni di soccorso. Il traffico è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni, provocando così lunghe code e pesanti rallentamenti. Polizia stradale e locale per i rilievi della gestione dell'attività sul posto. Protezione civile invece al lavoro a Montebelluna con cannone e motopompa per prevenire incendi nell'area della Pineta a Biadene, sito classificato come patrimonio storico e ambientale del comune. L'acqua prelevata dal canale viene utilizzata per bagnare alberature e terreno così da ridurre il rischio, facendo così seguito alle disposizioni di Regione e Prefettura. Di fronte infatti alle attuali condizioni climatiche il pericolo di incendi boschivi è molto elevato, di cui appunto l'attività intrapresa a Biadene per salvaguardare l'area. E parliamo proprio di caldo, 15 gli interventi del SUEM 118 per malori legati proprio alle alte temperature nella Marca. Oggi, luglio 2026, è stato inoltre il quarto più caldo da 35 anni a questa parte, ovvero da quando sono iniziate le rilevazioni. Tra il 30 e il 31 luglio invece toccati picchi massimi in alcune zone e record per le temperature in alcune città come Castelfranco. L'ARPAV, l'Agenzia regionale per l'ambiente, misura le temperature dal 1991. Ebbene, in questi 35 anni, luglio 2026 è stato il quarto luglio più caldo in Veneto e addirittura il bimestre giugno-luglio è risultato il secondo. Un luglio che ha registrato 2 ondate di calore, la prima dal 7 al 16, la seconda ancora in corso, iniziata tra il 29 e il 30. Tra l'8 e il 18 luglio si è verificata anche un'ondata di forte disagio fisico, la sesta più lunga ed estesa mai registrata, ma non è finita. Tra il 30 e il 31 luglio sono stati polverizzati numerosi record, punte di oltre 39 gradi a Castelfranco Veneto e Trebaseleghe, Alta Padovana, e 38,9 gradi a Cittadella. Sempre in luglio in pianura si sono registrate 15 notti tropicali, il terzo valore più elevato dal 1991. Anche le notti tropicali sono state numerose finora, 11 nel mese di giugno, 15 nel mese di luglio, e sono le notti dove la temperatura non scende al di sotto dei 20 gradi. Temperature eccezionali anche in montagna, a Costa Alta, frazione di San Pietro di Cadore, nel Bellunese, a oltre 1200 metri, si sono registrati oltre 32 gradi. Sulle Dolomiti il caldo ha accelerato la fusione dei ghiacciai, sui quali non ha mai nevicato, altro record. A preoccupare, sono settimane, è anche la siccità, perché mancano rispetto alla media dal 20 al 50% di piogge su montagna e pedemontana e anche di più in pianura, specie nella parte più a sud. I fiumi soffrono. Abbiamo una riduzione rispetto alle portate storiche, pensiamo all'Adige un meno 70% rispetto appunto alla media storica. A fronte di questa situazione, a seguito alla richiesta fatta dalla Regione, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Vista la situazione, il Consiglio dei Ministri ha infatti dichiarato lo stato di emergenza idrica per 12 mesi in Veneto, stanziando 3,5 milioni di euro per le prime necessità. Necessità legate soprattutto ad un approvvigionamento idropotabile. Dobbiamo tenere monitorata la situazione, lo stiamo facendo ed è necessario un uso responsabile dell'acqua, della risorsa idrica da parte di tutti. A Treviso la fontana delle Tette invasa dalle alghe. La foto di un bambino che cerca di riempire la borraccia alla fontana ha suscitato indignazione da parte di chi lo ritiene un pericolo soprattutto per i bambini, oltre che un cattivo biglietto da visita per la città. Da Cassugana immediata la risposta: lo stato della fontana è conseguenza delle alte temperature di questi giorni, ma sottolinea il sindaco Conte anche dello scarico intasato da alcuni rifiuti. Già oggi è stato disposto un sopralluogo con il successivo intervento di pulizia del monumento. La politica, l'autonomia, seduta all'Ampo, la Giunta regionale del Veneto ha approvato una delibera che dà appunto il via libera agli schemi di intesa definitivi per l'autonomia differenziata. Gli schemi ora saranno trasmessi al Consiglio regionale, che potrebbe convocare una seduta ad hoc per il 25 agosto. Con il voto della Giunta di oggi, spiega il governatore Stefani, il cammino verso l'autonomia si fa sempre più breve. Dice: confido che questo nuovo passaggio sia la tappa da cui avvieremo velocemente. Ci
avvieremo velocemente a raggiungere la meta. Dopo il Consiglio regionale rimarranno ancora un via libera in Consiglio dei Ministri e il voto definitivo in Parlamento. Di diverso parere lo vedete Giovanni Manildo, che parla di un tentativo di blitz di mezza estate destinato a svilire il confronto. L'obiettivo, dice, è evidentemente quello di chiudere in fretta e furia questa telenovela. Il Consiglio regionale rischia di diventare teatro di un voto affrettato sotto l'ombrellone per chiudere una pratica di propaganda. Cambiamo argomento. Sabato 10 i funerali del sindaco di Gorgo al Monticano, Firmino Vettori. Ho perso prima di tutto un amico, dice il vice sindaco Marco Fadel, che guiderà il comune fino alle elezioni della prossima primavera. La notizia che sarebbe stato lui a rientrare ci aveva rallegrato tutti quanti, poi è stato proprio un fulmine a ciel sereno e quindi una cosa proprio inattesa totalmente. E le mie più grandi condoglianze le faccio anche pubblicamente alla famiglia, anche se sto aspettando che rientrino trepidante, proprio perché voglio incontrarli. Con loro mi sono comunque sentito telefonicamente già più volte, aspettiamo ormai questo triste rientro, insomma. Un fulmine a ciel sereno la scomparsa del sindaco Firmino Vettori, che ha lasciato anche il vice sindaco Marco Fadel senza parole e visibilmente commosso. Lui che lo conosceva da 30 anni, dapprima come vicino di casa, poi come amministratore. Venerdì sarà celebrato il rosario e sabato mattina alle 10 il funerale. Ma il vice sindaco ora è chiamato anche a ragionare sulla sagra cittadina, una festa alla quale Vettori teneva moltissimo. Con ogni probabilità sarà qualcosa molto ridotto, se non totalmente distolto, tra il venerdì e sicuramente il sabato, che c'è la giornata del lutto cittadino, non sarà praticata, e poi vedremo poi vedrà la Proloco, insomma, come organizzare e procedere poi nelle seguenti giornate, anche perché se da una parte può sembrare irriverente una festa in una situazione, dall'altra parte un evento che i paesani sentivano molto e che contiamo possa diventare lo stesso momento di incontro e di ricordo proprio in memoria di Firmino, visto che lui questa cosa ci teneva moltissimo. Quindi speriamo che si trasformi in qualcosa che, se anche non sarà una vera e propria festa, ma sarà comunque quello che lui desiderava. Commosso anche il ricordo di Alessio Pelliciardi, nipote dei coniugi barbaramente massacrati nel 2007, che sui social posta una foto con il sindaco il giorno della sua cresima. Sei stato, scrive, la persona che più ci è stata vicino quando il mondo ci è crollato addosso e senza che nessuno ti chiedesse nulla ci hai preso per mano e hai affrontato tutto quello che ci stava capitando, sempre a fianco di papà, che da quel momento ti ha preso come punto di riferimento. Sabato si prevede una partecipazione elevatissima di amici, amministratori e cittadini che così lo ricordano. Era una persona squisita, ottima, e purtroppo così succede. È stata una grave perdita per noi. Tutto qua, non dico altro. Quanto al futuro, il comune sarà ora retto da Marco Fadel fino a nuove elezioni, probabilmente nella prossima primavera. La maturità meno diplomati con il 100 nella nostra regione. Su 40.000 studenti coinvolti il 3,5% ha ottenuto il massimo dei voti, mentre l'1,4% ha conquistato anche la lode, percentuale in lieve crescita rispetto allo scorso anno. A trainare sono ancora una volta i licei, con il classico che si conferma l'indirizzo più brillante, seguito dallo scientifico. I dati evidenziano però anche il divario con il Sud Italia. Campania, Calabria e Puglia guidano la classifica nazionale con oltre il 6% di 100 e lode, mentre il Veneto resta tra le regioni con valutazioni finali più contenute, nonostante nelle prove invalsi continui a collocarsi tra i territori con i migliori livelli di preparazione. E con questo noi andiamo in pubblicità, pochi istanti, poi torniamo con le notizie, a tra poco. Tornati in diretta con il telegiornale di Treviso, una notizia che ci è arrivata poco fa in redazione. A Vittorio Veneto un sinistro, in via del Cansiglio, una persona incastrata in una 500 di 60 anni rovesciata con una anziana all'interno contro una Skoda. Sarebbero gravi le condizioni, al momento non sappiamo altro. Se ci sono aggiornamenti vi aggiorneremo appunto in
diretta durante il telegiornale. Noi parliamo invece adesso di sport con Barbara Pozzobon, la 32enne di Macerata sul Piave, l'intramontabile Caimana del Piave, che ha vinto il bronzo nella 5 km in acque libere nella Senna ai campionati europei di nuoto in svolgimento a Parigi. Barbara ha condotto a lungo la gara prima di venire superata dalla connazionale Ginevra Taddeucci, poi vincitrice dell'oro, e della Farcassa, arrivata seconda. Passiamo così alle notizie dal Bellunese. Crisi idrica si fa sentire anche in montagna, le risorse garantiscono altri 10 giorni di approvvigionamento per le utenze, poi se non pioverà la situazione comincerà davvero a diventare critica. Scarseggia l'acqua anche in montagna, la situazione è codificata come gialla, non ci sono emergenze, ma preoccupa in prospettiva la mancanza di precipitazioni. In base allo stato degli acquedotti, il gestore insieme al Consiglio di Bacino ha definito 3 aree di colore, giallo, arancione e rosso, in base alle quali vi sono delle misure da assumere. Attualmente il Bellunese è in giallo, quindi non abbiamo particolari prescrizioni. Quello che spaventa però preoccupa è il passaggio da arancione, che è presumibilmente lo potremo attendere per tra 15 giorni, ma non sappiamo come sarà l'andamento, e lì ci sono effettivamente delle misure importanti, tipo l'interruzione della fornitura di acqua durante le ore notturne, l'interruzione di alcuni tipi di attività che hanno un forte uso e bisogno di acqua, e avanti altre iniziative che tendono quindi a calmierare l'utilizzo per far respirare gli acquedotti. Preoccupazioni sono state espresse anche dal CAI Veneto in un incontro con il presidente della provincia di Belluno, Marco Staunovo Polacco. Nei rifugi sulle Dolomiti di proprietà di sezioni del CAI sta emergendo una criticità che richiede con urgenza l'adozione di nuove modalità di gestione delle risorse idriche. Abbiamo il giallo, vuol dire che siamo già in difficoltà, ma il gestore riesce ancora con delle manovre per equilibrare i vari sistemi acquedottistici e interconnetterli con quelli che magari hanno ancora risorsa alle spalle. Il cittadino è fondamentale che abbia un comportamento come dire, di buon padre di famiglia e non si abbia uno spreco. Siamo in difficoltà ormai da diverse settimane nella zona di Arsie. La zona di Arsie, sia la zona lago che la zona di Arsie, è in difficoltà. Diciamo che la parte alta della provincia, forse coi temporali estivi, coi temporali che passano velocemente anche la sera, sta soffrendo meno. C'è poi il caso a parte di Auronzo di Cadore. Dopo la frana avvenuta nella frazione di Ligonto, l'acqua è rimasta non potabile per 1200 utenze. La situazione va però migliorando e nelle prossime ore si spera si possa tornare alla normalità. Di Borca di Cadore e San Vito, infine, che furono colpiti da una frana di ben altre dimensioni, si è occupato il Consiglio dei Ministri prorogando per 1 anno lo stato di emergenza. A quella situazione vanno ora a sommarsi in piena stagione turistica i disagi di questa crisi idrica, per la quale sono stati stanziati da Roma per il Veneto oltre 3,5 milioni di euro. Un incendio di sterpaglie divampato ieri sera nella zona di Soffranco tra Longarone e Forno di Zoldo ha causato temporanee interruzioni nella viabilità per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme, che si sono protratte sino a tarda sera e sono state sospese per il buio. Veneto Strade ha tenuto sul posto una squadra per tutta la notte per monitorare la situazione. Sono state registrate brevi chiusure a singhiozzo nel tratto interessato, mentre da stamattina all'alba è ripresa l'attività di controllo e che ha causato ancora qualche breve stop alla circolazione sulla 251. Un cittadino sloveno di 24 anni è stato arrestato dagli uomini del commissariato di Cortina con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato a un posto di controllo. Dall'auto usciva un forte odore di marijuana e tanto è bastato agli agenti ad approfondire l'accertamento. All'interno dello zaino sono stati trovati e sequestrati 65 grammi di marijuana e circa 9 grammi di funghi allucinogeni e materiale per il confezionamento delle sostanze. Dopo i controlli di rito e su disposizione del PM di turno, il giovane è stato portato in carcere a Belluno. Una serie di graffiti comparsi nei giorni scorsi sui muri e negozi e perfino sulle auto in sosta. La polizia ha identificato e denunciato l'autore degli imbrattamenti, sequestrando anche lo stencil utilizzato per riprodurre proprio sempre lo stesso simbolo.
È stato identificato e denunciato dalla polizia il responsabile della serie di imbrattamenti comparsi il 3 agosto scorso in diverse zone di Castion. L'allarme era scattato dopo la segnalazione di un cittadino al 113 per la presenza dello stesso simbolo impresso su numerosi beni pubblici e privati. Gli agenti della Volante hanno trovato il marchio su pareti condominiali, sulle facciate di 2 esercizi commerciali, su un'autovettura in sosta, su una campana per la raccolta dei rifiuti e sulla parete dell'edificio destinato a diventare la futura sala polivalente del quartiere. Le indagini hanno portato rapidamente a un giovane già conosciuto dagli uffici di polizia per precedenti interventi. Raggiunto nella sua abitazione, il 30enne cittadino pakistano ha ammesso le proprie responsabilità e ha consegnato spontaneamente lo stencil utilizzato per realizzare i graffiti, poi sequestrato. Il giovane è stato denunciato all'autorità giudiziaria per imbrattamento e deturpamento aggravato e continuato. Gli investigatori stanno ora cercando di stabilire la natura e l'origine del simbolo, che non risulta riconducibile allo stato attuale ad alcun emblema ufficiale o gruppo noto e che potrebbe trattarsi di una semplice elaborazione grafica ispirata al simbolo del pittogramma del rischio biologico. Ieri pomeriggio in Comelico Superiore i vigili del fuoco sono stati chiamati per recuperare 2 vitelli caduti accidentalmente in un dirupo. Considerata la particolare conformazione del terreno, è stato chiesto l'intervento dell'elicottero Drago del reparto volo di Venezia. I 2 bovini sono stati presi in cura dai veterinari dell'Ulsuno Dolomiti. Alle operazioni hanno collaborato anche i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Dosoledo. Invece per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche è sempre più difficile avere tutte le competenze necessarie per assolvere alle necessità degli enti stessi. Da questa diffusa difficoltà nasce l'idea di ampliare le possibilità di formazione grazie a un protocollo firmato proprio oggi in provincia a Belluno. Ci sono comuni che hanno solo 2-3 dipendenti e ci sono dipendenti che entrano da neoassunti e si trovano da soli in ufficio. Formazione, competenze e innovazione. Da questa esigenza nasce il protocollo firmato da Provincia di Belluno e Centro Studi Bellunese allo scopo di sostenere i comuni del territorio. Crediamo che per mettere a terra progetti e erogare servizi efficaci ci sia bisogno di una sinergia fra gli enti che hanno questi compiti e sono quelli di area vasta fondamentalmente. Quindi questo è un accordo quadro che mira proprio a dare una formazione uniforme, a mettere in relazione gli enti pubblici della nostra provincia. L'accordo quadro programmatico punta a colmare il divario di competenze tecniche negli enti locali, accelerare l'attuazione degli investimenti e avviare un percorso verso la gestione associata dei servizi amministrativi. 1 centinaio all'anno i corsi messi in cantiere, con almeno una trentina di adesioni per ciascuno di essi, ed un costo calibrato sulla dimensione dell'ente che ne fa richiesta. Come dire che un piccolo comune può avere accessi illimitati per i propri dipendenti anche con soli 200 euro all'anno. Credo complessivamente che sia utilissimo per i piccoli comuni, ma che anche i grandi comuni, i cosiddetti grandi comuni della provincia di Belluno, possano giovare significativamente. Si pensi soltanto che una delle aree di intervento sarà quella di implementare le banche dati nazionali attraverso per esempio l'intelligenza artificiale per metterle a disposizione dei responsabili del procedimento, dei tecnici dei comuni, quindi è un'operazione che serve a tutti. L'intesa nasce dalla crescente difficoltà nel realizzare investimenti pubblici e nell'attuare i finanziamenti legati a PNRR, fondi comuni di confine e fondi strutturali, causata soprattutto dalla carenza di personale numericamente e tecnicamente adeguato, specie nelle fasi esecutive dei progetti e nella gestione degli appalti complessi. Credo che dal punto di vista dei piccoli comuni sia un sostegno a fare in modo che anche nelle piccole cose ci sia un confronto diretto e costante con chi certe esperienze le ha già fatte e quindi le possa mettere in pratica facilmente. Per gli enti invece grandi penso sia proprio invece un tema di progetti di area vasta, di progetti complessi che vanno affrontati con le giuste figure professionali, con le giuste competenze. Insomma, quindi credo che sia un beneficio trasversale a tutti quelli che operano nel mondo del pubblico in provincia di Belluno. Era l'ultima notizia per questa sera, le previsioni del tempo dopo la sigla. Grazie per averci seguito, a tutti una buona serata, arrivederci.